Buongiorno, ben ritrovati per questa nostra nuova puntata di 7 in punto. Oggi per me è un particolare piacere parlare di questo argomento, come vedete nel titolo della nostra puntata, la legge che salvò i colli euganei. Oggi siamo quasi tutti ambientalisti, abbiamo ben chiaro cosa vuol dire rispetto dell'ambiente, ma a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70 essere ambientalisti voleva dire scontrarsi a muso duro con delle lobby economiche molto potenti, per esempio quelle dei cavatori dei colli euganei, che in quegli anni, gli anni della speculazione edilizia, stavano facendo scempio dei colli al grido di noi abbiamo diritto di distruggere i colli euganei. Una pagina della storia che oggi si ricorda perché la legge che ha messo fine a questo scempio compie proprio in questi giorni 50 anni di vita e abbiamo con noi due persone che io ringrazio e stimo moltissimo. In studio con me c'è Gianni Sandon, a cui possiamo attribuire veramente la battaglia, la gran parte della battaglia che venne fatta anche all'epoca per salvare i colli euganei e far promulgare questa legge. Buongiorno e benvenuto. Grazie del benvenuto, ricambio, ecco, buongiorno a tutti. E non è facile averlo con noi, e non è facile avere con noi Renato Malaman, giornalista che tante volte ci è venuto a parlare di enogastronomia. Oggi l'argomento è un po' meno dolce, anche se per fortuna salutiamo una legge che compie 50 anni e speriamo che ci porti verso nuovi traguardi, magari un MAB UNESCO su cui si sta lavorando. Buongiorno Renato. Buongiorno a tutti voi, sono cittadino dei Colli Euganei, per cui sento anche il dovere di testimoniare la mia presenza per ricordare i 50 anni di questa legge. Renato, sei un giornalista, quanto silenzio intorno a questo anniversario? Ecco, questo è il tasto dolente. Purtroppo dalle istituzioni abbiamo riscontrato soltanto un silenzio piuttosto imbarazzante. Era un appuntamento importante, lo è ancora, se qualcuno magari coglierà questo richiamo. Questa legge ha rappresentato uno spartiacque fondamentale perché ha permesso appunto di salvare i colli euganei. Si è parlato per la prima volta di tutela, ma non solo. Questa legge, che poi era stata impugnata ed era finita al vaglio della Corte Costituzionale, l'ha superato e quindi ha fatto anche dottrina, è diventato un punto di riferimento, un baluardo per tutti gli altri angoli della nostra penisola che erano in pericolo come i colli euganei. Colli euganei che veramente erano in una condizione disperata. L'assalto delle cave aveva raggiunto livelli davvero preoccupanti, dalle 500.000 tonnellate dei primi anni 50 si è arrivati ai quasi 6 milioni di materiale estratto. Infatti adesso cominciamo a vedere anche qualche foto dell'epoca che ci dimostra come erano stati distrutti. Chi passava attraverso i colli euganei, che sono uno spettacolo di naturalezza così bello e meraviglioso, oggi appunto si parla di MAB UNESCO per salvaguardare questa bellezza, vedeva queste immagini, questi colli completamente devastati da queste cave. Io vorrei parlare un attimo con Gianni Sandon per farmi raccontare l'inizio di questa triste storia. Lei come ha iniziato la sua battaglia? Come è iniziata il suo interessamento? Beh, personalmente, diciamo, quando assieme ad altri amici ci siamo accorti di quel che abitavo a Battaglia, non era Battaglia Terme, no, negli anni 60, ecco, ci siamo accorti di quel che stava succedendo. Da prima ce ne siamo accorti perché hanno riaperto una cava proprio lì a Battaglia, che ha tutta una sua storia, no, sul Monte delle Croci, e dopo essere stata chiusa l'hanno riaperta, creando un po' uno scompiglio in paese, perché ormai si pensava che non riaprisse più. E vabbè, ci siamo sentiti in dovere, eravamo così un gruppo di amici giovani che abituati a scorazzare per i colli lungo e largo, sempre, no? E camminando e godendoceli sotto tutti gli aspetti, no? Compresi quelli enogastronomici certo, di cui Renato ancora oggi, diciamo. Ecco. Sì, no, ecco, quindi ci siamo organizzati raccogliendo anche queste proteste che si facevano ormai sentire chiaramente anche in paese.
E ci siamo opposti a questa riapertura, in realtà raggiungendo anche quasi subito il risultato di fermarla, insomma. Ecco, pochi mesi dopo. Questo fine 68, per dire, questo inizio a livello locale e personale. Ecco, dopodiché appunto ho detto, sì, non è mica solo Battaglia, insomma, che si trova in queste condizioni, insomma. Sono quelle cose che a volte c'è sotto gli occhi e magari... Ecco, diciamo che storicamente i Colli Euganei sono zona di cava, sappiamo che Venezia è lastricata con la trachite dei Colli Euganei. Quello che è successo in quegli anni però, per far capire anche al pubblico, è stato qualcosa di diverso. Sì. No, perché è vero, appunto, potremmo vedere zone dove l'estrazione si è protratta per secoli e secoli, insomma, no? Proprio per questi scopi anche che lei ha ricordato. Ma quel che è successo in particolare nel dopoguerra va fuori da questo schema, insomma, no? Perché Renato ha ricordato i numeri, no? In realtà, specialmente dalla fine anni 50, inizio anni 60, c'è stato un boom assolutamente, diciamo, fuori misura. Ed è stato proprio questa situazione che ha innescato, per fortuna, anche le prime reazioni, perché fino ad allora, salvo qualche voce isolata, no, alcune si ricordano anche spesso perché sono quelle voci, no, appunto isolate che hanno fatto un po' la storia, ma diciamo che in genere erano viste, anzi, ecco, e poi c'era il tema del lavoro. Sì, naturalmente, che è un tema serio, ovviamente, che ha avuto... Ancora oggi. Ecco. Voglio parlare con Renato, perché il tema della estrazione sui Colli Euganei si lega anche all'attualità, visto che anche in questi giorni si sta discutendo di una cementeria lì a Monselice, che forse convertirà una parte della produzione alimentandola con del materiale che praticamente sono rifiuti solidi nei pressi non solo di questo patrimonio naturale, ma anche di un laghetto che è patrimonio UNESCO. Quindi quello che succede nei colli dal punto di vista ambientale, oggi siamo abituati a considerarlo un fatto importante. All'epoca la situazione era diversa, tant'è che la battaglia per ottenere la legge, appunto, di cui oggi parliamo, fu una battaglia veramente molto feroce, che si giocava a colpi di articoli sulla stampa, proteste dei cavatori, insomma. Renato, raccontaci tu un po' il clima di una legge, tu l'hai ricostruita anche con alcuni colleghi giornalisti e scrittori in un libro, perché è veramente un film questa storia. Vediamo se sentiamo Renato, perché non lo sento. Renato? Mi senti? Ecco, sì. Sì, dicevo che questa storia, hai detto bene, è proprio un film. Io mi ci sono buttato a capofitto negli ultimi mesi e devo dire che mi ha appassionato moltissimo. Ho capito che in quel periodo i Colli Euganei erano diventati semplicemente una fonte di approvvigionamento per produrre cemento. Avevamo la produzione più alta del mondo per chilometro quadrato di cemento, c'erano 3 cementifici attivi. E questo si può immaginare che conseguenze poteva avere arrivando appunto il materiale da questa zona. Romanato Fracanzani, dal nome dei primi 2 firmatari, 2 deputati della DC, ma poi questa proposta di legge fu firmata da altri 26 parlamentari, va ricordato, 26 parlamentari, tra cui tutti i padovani e in rappresentanza di tutti i padovani. La battaglia arrivò a livello nazionale verso la fine degli anni 60, perché le precedenti voci di cui parlava prima Gianni Sandon sono rimaste isolate, appunto quella di Adolfo Callegari su tutte, il direttore del Museo Nazionale Atestino negli anni 30, che veramente fu un appello vibrante, ma cadde nel vuoto. Addirittura c'erano i giornali dell'epoca che definivano come spettacolari le esplosioni nelle cave. Gianni ne conserva uno nel suo archivio personale. L'escalation degli anni 60 ha scosso perché il profilo dei Colli Euganei stesso si andava modificando giorno per giorno. Talora c'era l'esplosione di qualche mina nelle cave,
e quindi erano migliaia di metri cubi che sparivano, venivano divorati. Il bello di questa grande battaglia civile, mi preme sottolinearlo, che i politici hanno colto e sono riusciti abilmente a portare a termine, è che dietro c'è proprio, come ha definito il grande Paolo Monelli in un suo articolo, una diga di giovani, perché c'è un primo esempio di impegno civile, di impegno sul campo da parte dei giovani che semplicemente si erano accorti che qualcuno stava distruggendo l'ambiente dove vivevano. Ecco, allora volevo chiederti, intanto stiamo vedendo proprio degli articoli dell'epoca che scorrono, che sono articoli di questo giornalista Paolo Monelli, che ha avuto un ruolo fondamentale poi nel portare la voce di questa protesta, che comunque aveva delle gambe fragili nei confronti delle potenti lobby dei cavatori, che comunque muovevano un'economia nel territorio e avevano forse anche l'appoggio di parte della popolazione che lavorava all'interno di queste cave e che viveva ovviamente con i soldi dello stipendio che portava a casa. Infatti a un certo momento ci fu la protesta clamorosa dei cavatori con le ruspe e i camion proprio in città, che si fecero vedere, no? Renato, sì, dove è andato a finire? Eccolo qui. Dunque, la marcia su Padova, 3 marzo 1970, fu la prima grande risposta da parte, da un lato, dei cavatori, ma anche degli operai che giustamente erano preoccupati. Erano circa 1 migliaio quelli impegnati nell'attività di cava, anche se da altra fonte si dice che erano meno, però diciamo erano veramente centinaia di famiglie. Abbiamo qualche foto della marcia. Lo dico sì, per la regia che deve seguirci ovviamente. Camion e ruspe invasero Prato della Valle, dettero un segnale molto forte. Lo slogan era: con le cave pane, con il turismo fame. Per cui si voleva a tutti i costi evitare che questa legge, avviata da Giuseppe Romanato, Fracanzani e dagli altri parlamentari, non arrivasse fino in fondo. E in realtà questa legge ci riuscì in appena 11 mesi, presentata il 4 gennaio, approvata in Commissione Pubblica Istruzione e Belle Arti della Camera il 24 novembre e promulgata dal Presidente Giuseppe Saragat il 29 novembre, ma è passata per il buco della chiave, veramente è un miracolo. Cioè, se tentassimo altre volte sarebbe impossibile tutta questa serie di combinazioni, che sono state comunque anche rese possibili dall'impegno dei giovani che, per esempio, Gianni lo ricorda molto bene, hanno portato a Palazzo Madama, nella sede del Senato, in occasione del passaggio in Commissione Industria in luglio del 71, dei pannelli costruiti artigianalmente da un falegname dei Colli, Luciano Piccolo, era quello della famosa Bettola del Refosco, e le foto veramente crude, potenti, di Mario La Salandra, che impressionarono i senatori. Ecco, questo è stato tutto Infatti, dico anche alla regia, vediamo le foto, per esempio, sono passati sopra a tutto, diciamo, con questa demolizione delle cave, monasteri del 300, cinte murarie di Monselice, cioè è venuto giù di tutto. Torre Regina faceva parte della cinta muraria di Monselice e questa è stata abbattuta circa un secolo fa. Siamo nella prima stagione dell'escavazione, siamo proprio in centro a Monselice e già allora, appunto, ripeto, c'era stato l'appello di Callegari e di altri per fermare questo scempio, ma non ci fu niente da fare, anzi nel dopoguerra, dopo l'alluvione del Polesine, quindi la pietra serviva per rinforzare gli argini, e dopo l'altra alluvione del 66, la costruzione dell'autostrada Bologna-Padova, c'era grande bisogno di materiale di pietrisco, di quello che la legge chiama materiale vile, e per cui, ecco, i colli venivano sacrificati per questo scopo poco nobile. Mamma mia, proprio i colli euganei, i colli vulcanici, i colli che sono praticamente un unicum nell'ambiente italiano, distrutti a colpi di ruspa, di piccone, con qualsiasi strumento, dinamite, voglio dire, all'epoca si potesse utilizzare. Gianni Strandone era un po' la Greta Thunberg dell'epoca, è vero? Sì, perché era il punto di riferimento di tutta una serie
serie di comitati che sono nati intorno a lei, un punto di riferimento per i giovani, una speranza anche per gli abitanti dei colli che avevano già visto la potenzialità turistica di un territorio straordinario. Sì, sì, non che ci rendessimo conto naturalmente, come dire, di così, inserirci in questo contesto che poi sarebbe esploso negli anni successivi, nei decenni successivi. È perché noi l'abbiamo fatto un po' con tutto il gruppo di amici perché quell'ambiente lo sentivamo come nostro, ma non in termini, come dire, egoistici, ma come un ambiente da conservare, insomma. E veramente lo si stava demolendo, insomma, perché al di là anche dei numeri che abbiamo citato e che sono già significativi, tutti possiamo vedere che anche le modalità di escavazione erano le più rose, anche dal punto di vista minerario, sostanzialmente erano anche in contrasto con alcune delle norme di polizia mineraria, perché diciamo che si sarebbe potuto anche scavare forse in termini meno aggressivi, no? Ecco. E quindi anche queste modalità hanno contribuito a suscitare la reazione. Insomma. Ecco, per cui così e poi questa nostra... dell'epoca, sì. adesso qui vediamo delle foto, questo non c'entra, questa foto purtroppo è andata a finire in mezzo, sono sì delle cose che vengono estratte come minerali, ma non dai colli euganei, sono dei turchesi che sono finiti in mezzo a delle foto che erano... Ecco, volevo chiederle, ma la politica all'epoca come rispondeva alle vostre sollecitazioni? Cioè i comuni dei colli euganei, la regione, cioè, trovavate delle sponde dove appoggiarvi? O c'era veramente, come poi è andata a finire della discussione della legge, una divisione netta? No, beh, la regione intanto nasce proprio a cavallo di questa storia, no, esatto. Nasce nel 70, poi le competenze vengono attribuite, anzi la nascita della regione è stata sotto certi aspetti un po' un pericolo che si è prodotto in quella fase, nel senso che la legge che stava partendo, per fermarla qualcuno ha cominciato a dire no, non è il Parlamento che se ne deve occupare, è la Regione, insomma, non tanto perché interessa, ma ovviamente per spostare. Ecco. Per quanto riguarda i politici, gli amministratori, diciamo che in realtà c'era stato già tutta c'erano state una serie di iniziative che avevano mostrato anche delle indubbie sensibilità da parte di questo mondo politico e dei sindaci, ma quasi tutte, come dire, per citare anche alcuni episodi anche importanti, non so, per esempio quando il ministro Gui, che allora era il ministro della pubblica istruzione, imponendo il vincolo paesaggistico, che era una delle armi così indirette che si potevano adoperare per contrarre, è intervenuto per fermare alcuni episodi, per più le cave del Monte Cero o sventare la cava del Monte di Mora, eccetera. Quindi ci sono stati questi segnali, però diciamo ci si stava ormai rassegnando a non riuscire a innescare quel che doveva essere la reazione decisiva per mettere sotto controllo, per fermare i vari tentativi anche di presentare delle proposte di legge, no? Perché ce ne sono stati in precedenza, si sono arenate. È sempre attuale questa discussione, perché devo dire che guardandola poi io mi ricordo che negli anni successivi, nei decenni successivi, questa legge una volta passata non è che poi c'è stata la pace, ogni tanto certo. Qualcuno tentava di attentare, dire no, ma rimettiamo in discussione la legge, ma riapriamo la cava, ma questo, cioè, è stato sempre sotto attacco poi questo territorio. Ma anche l'applicazione, diciamo, della legge, perché è entrata in vigore il 1° aprile del 72, pochi mesi dopo l'approvazione, no? Che ricordava prima Renato. Ci sarebbe, come dire, da dedicare, diciamo, la sua attività, Gianni Sandone è famosissimo proprio sui colli euganei, perché non è che lui la sua attività si sia fermata lì, poi è stato diciamo, un presidio a tutela del territorio anche negli anni a venire, perché
Perché poi ovviamente ci voleva poco del resto, no? Aprendo gli occhi siamo accorti che non era mica solo quello dell'attività estrattiva un pericolo per i colli. Guardate, credo che nessuno abbia l'idea di cosa sarebbe successo sui colli se fossero stati applicati gli strumenti urbanistici che allora stavano, come dire, per essere presentati. Anzi, io arrivo a dire qualche volta che forse questo era il pericolo maggiore, insomma, anche se ovviamente non era così, si sarebbe sviluppato nel tempo, insomma. Erano 1 milione di metri cubi previsti un po' dappertutto, insomma, no? Ma non tanto di edilizia, che so, al servizio delle effettive necessità. Ecco, so, per esempio, la lottizzazione sul Monte Grande, per dire, no? Ecco, per fare il villaggio turistico dei padovani, e così su ogni direi angolo dei colli, specialmente quelli più pregiati, c'era la spada dinamo, che tutti questi strumenti. Ecco, per cui in realtà sì, una volta entrati in quest'ottica di dire che questo ambiente va difeso e va valorizzato per quel che è, no? E noi in questi termini, sì, abbiamo ovviamente visto che i pericoli, ecco, non finivano certo, insomma, con le cave. E questo ovviamente è un campo d'azione che noi certo, sì, quando c'è stata la legge che c'è stata l'istituzione del parco che ovviamente ha posto sotto controllo anche questa attività, faticosamente, con problemi che sono ancora aperti. Ecco, abbiamo avuto la fortuna, quella che io ritengo una fortuna, purtroppo tanti amministratori non la ritengono e questo credo che sbaglino, no? Anche attuali. Abbiamo avuto la fortuna di avere un piano ambientale che secondo me ha delineato una strategia, ecco, adeguata a questo ambiente, insomma, che ovviamente poneva ma neanche particolari vincoli, perché guardate che i vincoli sui colli sono arrivati appunto negli anni 60, insomma, il parco li ha raccolti, ma diciamo organizzati se vogliamo. Certo, quindi insisteva sulle regole da rispettare, ma poneva anche tante, nell'ottica giusta, anche tante prospettive di quella valorizzazione su cui tutti saremmo d'accordo. E direi che su questo terreno, come il campo d'azione è ancora aperto, se non apertissimo. È stato fatto molto poco, insomma. E questo diciamo un bel cruccio. Renato Malaman, assieme a dei colleghi, abbiamo detto, ha pubblicato recentemente un libro su questa storia. Vedete quanto c'è di attuale nel ripercorrere la storia di questa legge e quanto ancora ci sarebbe da fare per valorizzare questo ambiente naturale così unico e veramente bellissimo, anche per chi non lo conosce è sicuramente da andare a visitare. Vuoi parlarcene, Renato? Allora il libro non è ancora stato pubblicato, il libro si chiamerà I colli ritrovati ed è un contributo appunto per ricordare i 50 anni della legge. Lo cura il collega Tony Grossi che tratta anche alcuni capitoli all'interno. Io mi occupo un po' del percorso di questa legge. Claudio Grandis, da bravo storico, fa un excursus appunto sulla storia di questo territorio con alcuni focus particolari e Antonio Mazzetti, che è un naturalista, ci racconta come si vedono gli effetti dopo 50 anni di tutela dei colli euganei. Ecco, questo volume sarà a cura della Banca Patavina, sarà presentato il 19 di dicembre all'Abbazia di Praglia. Ma ecco, io prendo una palla al balzo perché mi piacerebbe, ecco, che questo ricordo dei 50 anni portasse anche a un paio di momenti simbolo. La creazione di un luogo della memoria, che è caro anche a Gianni Sandon, l'associazione La Vespa, che insieme lo hanno un po' ideato, sopra il Monte delle Croci, dove sono ancora le macerie di questo scempio, la distruzione della Casa degli Orieti, di quanto rimaneva di un monastero del XIII secolo, ma anche a me piacerebbe tanto che ci fosse appunto uno dei 15 comuni, meglio ancora se più di uno, dedicassero una via a Giuseppe Romanato, il deputato che più ha combattuto per questa legge, ecco, che la foto a cui ti stavi riferendo è il luogo simbolo, sì, diciamo, sì. Dove c'era un monastero del 300, ecco cos'è rimasto. I resti anche di un monastero qui, anche il deputato di Este, che poi è stato ministro,
che ha emendato la legge anche con alcuni passaggi molto delicati nella riunione del maggio 1971, al primo passaggio in Commissione di Istruzione Belle Arti, anche dicevo Fracanzani, che appunto è vivente, abita ancora a est, e disse sarebbe bello appunto che a Roma Nato venisse intitolata una via, e ovviamente anche Gianni Sandone, il mondo ambientalista, si attenderebbero questo riconoscimento simbolo per lui e possibilmente anche per Paolo Monelli. Prima ne abbiamo parlato poco di questo, fra tutti rappresenta un po' tutta la stampa nazionale che ha combattuto in prima linea proprio accanto per sostenere la battaglia nei momenti cruciali, perché non c'era una pagina che usciva in un momento qualsiasi, uscivano sempre nei passaggi decisivi. Paolo Monelli, ex alpino, scrittore, ha fatto tutte e due le guerre, è stato quello che, mandato dal direttore Spadolini, amico del Ponte Novello, Papa Fava dei Carraresi, che era anche un amico di Gigi Cerutti, altro personaggio da ricordare, è stato poi deputato verde dall'87 al 92, appunto Paolo Monelli viene sui Colli Euganei e comincia a lanciare strali, a randellare appunto proprio per ricordare che si doveva fermare questo tipo di attività sconsiderata che stava compromettendo un ambiente naturale che era stato cantato fin dall'antichità, fin dai tempi di Tito Livio, di Claudiano, di Marziale e poi da Petrarca, che l'aveva scelto come residenza, da Byron, da Shelley, in tutte le epoche c'è stato Petrarca, appunto Petrarca, cioè, pensi che c'era un progetto degli innalzamenti su cava sul Monte dei Morti che avrebbe compromesso persino la prospettiva che si vede dalla casa del Petrarca. Abbiamo anche una foto, non so se riusciremo a trovarla perché tante ne avevamo da mostrarvi, che proprio mostra itinerario romantico verso Arqua Petrarca con dietro queste cave che stavano distruggendo questo territorio spettacolare, pazzesco. Quello che... Gianni Sandò, anche il ministro Gui, padovano, intervenne quando non c'era ancora questo scudo della legge, appellandosi appunto ai vincoli che erano previsti addirittura dalla legge Bottai, dalla legge del 1939, pensate, era stato applicato questo vincolo ad Arqua Petrarca nel 1953 e Gui lo tirò fuori al momento opportuno per fermare questo progetto. Tra l'altro... Sì. Allora, se posso, a proposito di Paolo Monelli, almeno una cosa, come dire, sento il dovere di dirla, perché è stato straordinario il rapporto che si è stabilito tra di noi, allora appunto giovani, e questo anziano giornalista, perché aveva 80 anni ormai il Paolo Monelli, no? Anziano ma giovane dentro, era sì, dicevo sempre che ci metteva in difficoltà quando veniva perché aveva ritmi che poi duravano quasi 24 ore, insomma, di attività, ecco, varia, ecco, in questo rapporto. E lui, appunto, anziano giornalista, scrittore, eccetera, lui l'ha seguita questa vicenda non in termini superficiali, lui interveniva nei momenti in cui concordavamo che c'era la necessità di un intervento che attirasse l'attenzione nei vari passaggi della legge. Quando l'aveva presentata in Commissione Pubblica Istruzione, poi al Senato, e poi ecco, e ovviamente ogni passaggio c'erano trabocchetti e pericoli. Diciamo che l'ambiente era un po' diverso, non è che c'era internet che si poteva scrivere quando si voleva, non c'erano tanti quotidiani locali che potevano dare un grande appoggio, non c'erano nemmeno le norme ambientali che abbiamo adesso, per cui diciamo che la battaglia aveva le armi un po' spuntate rispetto si telefonava, ci si mandavano i pacchi di documenti, veniva, perché appunto veniva, poi componeva l'articolo, ci chiedeva anche così, molto spesso, ma ho scritto giusto, eccetera, vuol dire, con uno scrupolo, ecco, straordinario, e comunque, come dire, tutti interventi tonnellate di materiale sarà stato asportato dai Colli Euganei, c'erano più di 100 cave. Ovviamente, è sì, oddio, dire. Qualcuno potrebbe anche fare queste cose, è difficile, anche perché, sì, molte cave, ecco, quelle che erano aperte in quel momento, ma molte erano state aperte per anni e poi chiuse. Ecco, diciamo che è un'attività secolare quella delle escavazioni sui colli. Va bene, purtroppo non ho più tempo.
Dimmi, 6 Renato. milioni di metri cubi all'anno riuscivano di tonnellate all'anno riuscivano a estrarre. Quindi ormai la capacità estrattiva era in costante aumento, quindi Sì, questo sì. era il pericolo vero. Che bisognava Con che... i piani urbanistici poi appunto che avrebbero fatto il resto. Purtroppo non abbiamo più tempo, è stato comunque molto affascinante ripercorrere con voi questa storia che va riletta, anche perché spesso la storia si ripete, quindi bisogna tenere sempre gli occhi ben aperti. Grazie a Certo. Gianni Sandorn, che non si vede quasi mai in televisione, ringrazio a Renato Malaman che me l'ha portato, e in bocca al lupo ad entrambi, a Toni Grossi per questo libro che arriva, verrete a presentarlo, così vedremo anche quello. Grazie e arrivederci a Grazie tutti. a voi, grazie. Arrivederci. Ecco.